E i primi dati relativi ai ricoverati, quindi ai casi più gravi nei nostri ospedali, ci stanno dimostrando come l'influenza di tipo A ormai l'abbia fatta da padrona, superando di gran lunga tutti gli altri microrganismi, superando molto il Covid, ma vediamo la presenza comunque sia dell'Haemophilus influenza sia dello Streptococcus pneumoniae, ovvero il cosiddetto pneumococco. Nell'US 4 l'aumento dei contagi da influenza ha addirittura determinato un importante incremento dei ricoveri, soprattutto persone anziane, fragili, ma a dicembre 10 persone sono state anche trasferite nelle terapie intensive di San Donà e Portogruaro per insufficienza respiratoria. 3 bambini sono inoltre ricoverati per complicazioni respiratorie e polmonite derivate dall'influenza. Per questo anche l'ULS 3 Serenissima lancia un messaggio. Ci sono dei vaccini, sono disponibili e per gli ultimi, per chi non si fosse ancora convinto, per chi era via, per chi era in ferie, per chi non ce l'ha fatta, per chi non ha trovato più un medico, non questo sabato ma sabato 13 facciamo 2 open day con accesso libero, non serve prenotarsi. Uno lo faremo presso gli ambulatori del servizio igiene pubblica, qui al Dipartimento di Prevenzione in piazzale San Lorenzo Giustiniani, la mattina di sabato 13, e l'altro lo faremo dentro ospedale Dolo a Villa Massari, sempre negli ambulatori di igiene pubblica, sempre dalle 8 all'1.